Questa è una patata e questa è una banana e entrambi sono carboidrati. Ma ora facciamo un gioco. Se stai provando a dimagrire, quale di questi due cibi avresti paura a mangiare? Vi garantisco che la maggior parte direbbe patate. Questo è pane e questa è una pera. Anche qui entrambi sono carboidrati. E di nuovo, quale tra questi due avresti paura di mangiare se il tuo obiettivo fosse dimagrire? Metterei la mano sul fuoco che la maggior parte delle persone direbbe il pane. E ora chiediamoci, come mai abbiamo paura di mangiare le patate o il pane? Perché lo hai visto su TikTok? Perché qualche influencer online ti ha detto che devi temere i picchi di insulina e seguire un'alimentazione chetogenica? Per qualche oscuro motivo nella nostra società tendiamo a demonizzare alcuni cibi e idolatrarne altri. E ora sono qui per dirti: i carboidrati non ti rendono grasso. L'aumento di peso è una semplice conseguenza dell'eccessivo consumo calorico. Ma chi mi segue questo già lo sa.